Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con velocissima Bujumbura che dalla seconda fila va già secondo in corda alle spalle di Biscuit del Nord. All'esterno prova la progressione subito Bambin, prova a contenerlo Budduso Lippi, insiste Bambin in mezzo alla pista, scavalca Budduso Lippi, cerca di portarsi a condurre dopo 200 metri lottati in 15,5. Biscuit del Nord in vantaggio, Bambin che arriva al largo e passa a condurre. E così Bambina al comando su Biscuit del Nord, di fuori Budduso Lippi e lo steccato Bujumbura che precede Blue Star, quindi Bip Bip MTT, ancora Bamako dei Greppi, poi Amore Stecca e alla retroguardia Baghira Gar. 29,3 per i primi 400 metri di corsa con Bambin che al comando ora può scandire i parziali a proprio piacimento. 44,2 per i primi 600 metri. Bambin, Biscuit del Nord, quindi Bujumbura, di fuori Budduso Lippi in pariglia Bip Bip MTT a precedere Bamako dei Greppi. 59 per il primo giro di Bambin che si mantiene in netto vantaggio sempre su Biscuit del Nord, mentre Bujumbura e Budduso Lippi viaggiano affiancati. Numero sbaglia 11, Bamako dei Greppi. Bamako dei Greppi squalificato. Dopo un chilometro in 1,14,1 muove in terza ruota Bip Bip MTT che prova a scavalcare Budduso Lippi per portarsi sulla testa della corsa. Bambin sempre al comando, intanto ha fatto un altro 14,2 davanti alle tribune, 1,28,3 i primi 1200 metri di corsa. Non lesina affatto l'andatura Bambin. Biscuit del Nord che continua a seguirlo, Bip Bip MTT che ci prova all'esterno, poi Blue Star a precedere sempre Baghira Gar e Amore Stecca. La piegata ancora in 14,4, Bambin in vantaggio, Biscuit del Nord che continua a seguirlo, Bip Bip MTT, poi Bujumbura che prova ad andare in mezzo alla pista, 400 alla conclusione, 1,56,8 i primi 1.600 di Bambin che continua in vantaggio nei confronti di Biscuit del Nord e Bip Bip MTT, poi Bujumbura e Blue Star. Bambin che mantiene quel vantaggio nei confronti di Biscuit del Nord che prova a non perderlo di vista, entra in retta d'arrivo in vantaggio Bambin. Biscuit del Nord che prova ad infilarsi in open stretch ma Bambin sta controllando, Bambin che se ne va a dominare a gran velocità. Al secondo posto Biscuit del Nord, al terzo Blue Star, 29 anche a chiudere, 2,25,5, 1,13,5 il ragguaglio cronometrico sul doppio chilometro con partenza da fermo. La vittoria di Bambin. Andrea Farolfi in salchi per il training di Andrea Sarzetto e la scuderia Elite Horse alla proprietà. Il successo del numero 10 di Bambin, impressionante al comando, benissimo al secondo Biscuit del Nord, al terzo posto Blue Star, 10-1-8 l'ordine d'arrivo molto probabile della sesta corsa dall'Arcoveggio.